Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, che ci introduce all'argomento di questa puntata, una delle collezioni, possiamo dire uno dei fiori all'occhiello del Polo Museale. Certamente. Stiamo parlando di un patrimonio che è stato donato dalla figlia Mariemma Marzocchi di immagini fotografiche e immagini stereoscopiche, lastre stereoscopiche, che Luigi Marzocchi, un fotoreporter che lavorò durante la Prima Guerra Mondiale in campo di battaglia, in seconda linea, dove c'erano gli ospedali da campo, insomma, facendo un reportage completo della vita durante la Grande Guerra. E di questo importantissimo patrimonio acquisito al Museo della Battaglia ce ne parlerà Francesca D'Aros. Come molti altri musei, anche il Polo Museale Vittoriese si è arricchito negli anni grazie a delle donazioni di privati che hanno donato al museo le proprie raccolte. Una di queste, una delle principali, è la collezione di Luigi Marzocchi. E allora, Francesca D'Aros, iniziamo intanto a dire chi era questo Luigi Marzocchi. Allora, Luigi Marzocchi nasce il 3 agosto del 1888 a Molinella, in provincia di Bologna. Intorno al 1907 venne arruolato per svolgere il servizio militare e lo porta a termine proprio come addestramento, in quanto non c'era ancora la guerra. Venne nuovamente richiamato nel momento in cui scoppia la guerra, quindi nel 1915, proprio perché l'esercito italiano si stava organizzando, e venne richiamato con un incarico molto particolare, perché venne assegnato a Luigi Marzocchi l'incarico di organizzare il reparto fotografico ufficiale del Comando Supremo. Cos'era questo compito? Il compito consisteva nel produrre immagini fotografiche che rappresentassero il territorio sostanzialmente, ma anche aspetti di vita quotidiana e di qualsiasi cosa che potesse portare un'informazione in più ai comandi. Quindi era un ruolo innovativo perché nasce proprio in ambito militare e assolutamente interessante a livello informativo. E quindi poi di tutta questa sua attività, parte di questo materiale che Marzocchi ha raccolto l'ha donato al Museo di Vittorio Veneto? Esatto, per me è proprio un onore parlare di questa donazione, in quanto io insieme alle altre due ragazze del servizio civile stiamo studiando questo fondo. Questo fondo è arrivato al museo nel 1987 su donazione della figlia proprio di Marzocchi, Maria Emma, la quale ha deciso di donare l'intero lavoro che ha fatto il padre in ambito di guerra. Questo fondo raccoglie 11 album fotografici, di cui il primo contiene dei documenti che raccontano proprio il lavoro di Marzocchi. Gli altri album invece raccontano di vari luoghi e anche di varie situazioni che Marzocchi ha immortalato proprio negli anni, nell'anno di guerra dell'occupazione, quindi dall'ottobre del 1917 al novembre del 1918.
Ecco, visto che lo state studiando, lei e le sue colleghe, approfonditamente, proprio per portarne a termine la catalogazione, cosa raccontano queste foto scattate durante la guerra da Luigi Marzocchi? Allora, queste foto, inizialmente c'è da dire una cosa, che oltre ad avere questa funzione a livello militare, c'è da ricordare che la fotografia nasce anche come funzione, aveva la funzione propagandistica. Dunque non si dovevano rappresentare scene troppo cruente e scene che rappresentassero il malessere dei soldati, in quanto potevano queste foto scappare alla censura e arrivare ai cittadini che, non vedendo la guerra, potevano percepire questo malessere dei soldati, che erano molto semplicemente figli, mariti e chi più ne ha più ne metta, quindi non doveva trapelare il malessere della guerra. Quindi queste foto raccontano la prima parte, le prime 400 foto circa, rappresentano la ritirata dell'esercito italiano dopo Caporetto, e quindi Marzocchi non lascia spazio alla disperazione dei soldati e neanche dei civili, ma bisogna presto riorganizzare l'esercito, e questo traspare proprio dalle foto di Marzocchi. Nella seconda parte viene raccontata sostanzialmente quella che è la battaglia d'arresto dell'esercito austro-ungarico, e anche qui c'è una piccola parte riservata al reparto degli Arditi, per poi concludere con i festeggiamenti, la fine della guerra, arrivando proprio ai festeggiamenti e alle celebrazioni del 4 novembre, quindi si vede anche la parte più gioiosa, se così si può dire, della fine della guerra. Quindi un patrimonio davvero interessante, quello costituito dalle foto scattate da Marzocchi, dai suoi collaboratori, foto che sono visibili al museo? Sì, queste foto sono visibili all'interno del percorso di guida del museo tramite delle gigantografie. Infatti sono state selezionate alcune foto molto belle che rappresentano e valorizzano anche il lavoro di Luigi Marzocchi. Una parte invece non si vede, è quella, il museo nascosto lo chiamiamo noi, e rappresenta una serie di stereoscopie che rappresentano proprio questa tecnica utilizzata e nata in periodo di guerra, che praticamente rappresentava la visione dell'occhio umano, e tramite queste foto e un apposito apparecchio si possono vedere queste foto in versione tridimensionale, quindi anche questa è un valore aggiunto a quello che è il fondo Marzocchi e la donazione arrivata al Museo della Battaglia. Quasi un occhio in presa diretta, pur con quella visione da un angolo particolare, come ci ha spiegato Francesca Darós, sugli avvenimenti della Grande Guerra, degli ultimi anni della Grande Guerra, proprio anche nel nostro territorio. Grazie allora Francesca Darós per averci illustrato il fondo fotografico Luigi Marzocchi del Museo della Battaglia. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.